Nata nel 1981, la manifestazione Asparagus, dedicata, come si intuisce, all'asparago e alle sue declinazioni culinarie, è giunta alla sua 25esima edizione. A partire dal 4 aprile fino al 30 maggio, ogni venerdì, in uno dei ristoranti scelti, si terrà una cena con menù dedicato. Si parte con il Grop di Tavagnacco e si termina con l'Osteria Solder, in mezzo tanti altri locali, di cui 4 rappresentano una novità, e quest'anno Asparagus sbarca anche in Veneto e a Milano. Tanta storia all'interno di questa manifestazione, ma anche innovazione. Innovazione sta nel fatto non solo dei piatti che vengono elaborati dai nostri chef, ma soprattutto anche dall'aver aperto a dei ristoranti fuori dal nostro territorio e portare avanti un'iniziativa che promuove i prodotti del territorio unitamente ai vini, ma soprattutto sotto il profilo turistico a far conoscere le nostre potenzialità agroalimentari e della ristorazione è estremamente importante. La manifestazione è promossa dal Ducato dei Vini Friulani e infatti ad ogni cena saranno abbinati i grandi bianchi friulani, ma ci sarà anche spazio per qualche rosso in cerca di nuove scoperte. Inizieremo dal Grop di Tavagnacco, dove tutto è nato, perché nel 1982 Isi Benini ed Elio Del Fabbro, patron al tempo del Grop di Tavagnacco, decisero durante una cena di asparagi di promuovere questo nostro frutto particolare della nostra terra e farlo diventare un evento. Quest'anno si registra già il quasi tutto esaurito, ma già da 15 giorni, quindi siamo molto, auspichiamo che anche quest'anno i numeri che l'anno scorso hanno superato di poco le 1000 unità complessive, speriamo quest'anno di superarli.